come Presidente Proloco sono particolarmente contento perché tutto è andato bene e ringrazio tutte le persone, le maestranze che hanno dato attività e passione per mantenere questa tradizione che è importante per la comunità di Cavallo del Tomba. Duro lavoro ma bellissima compagnia, almeno 25-30 persone ogni sera a dare il cambio e armonia soprattutto, la cosa più importante è armonia, si è sempre andati d'accordo e la qualità anche del cibo da parte di chi ha mangiato, niente da dire, solo soddisfazione. Vabbè, siamo partiti col giovedì per aprire la serata, che di solito è un inizio per capire se i macchinari anche vanno bene. Venerdì pesce, sabato spiedo, domenica a mezzogiorno i polli da asporto e dopo il pollo c'era anche in giornata di altro tipo, la diavola. Sono tutti dei piatti che la gente li apprezza perché magari non li mangiano a casa e allora pienone ogni sera e ogni momento. Dai. Addirittura stasera siamo scesi un po' anche con tutto il materiale che si aveva il cibo da mangiare. E abbiamo un fornitore qua vicino che è Rodi che in qualche momento è stato il nostro fornitore, ecco, tutto là. Allora, solo complimenti, una super Proloco che ha dato lustro alla capacità del paese di esprimersi al meglio. Solo report positivi da tutti gli altri paesi. Cavaso riesce a dare il meglio di se stesso e a far festa anche a tutti i paesi vicini.